non scrollare, mi raccomando, perché ti devo raccontare una cosa che io spero non capiti mai. Cioè, parto subito così perché veramente sono arrabbiato. Com'è possibile che io, ok, vado in autogrill, mi metto nell'area per appunto fare la pausa, ok, e faccio la pausa circa di 30 minuti, ok, e così vado a completare la pausa dei 45 minuti, mangio, faccio tutto quello che devo fare, io arrivo, giustamente lascio lo spazio perché mi sono messo sulla zona dove abbiamo un parcheggio dove ci possiamo mettere in fila indiana, no? Dove io ho un mezzo davanti, ok, spazio vuoto dietro, e cosa faccio io? Vi sto distante a quello davanti per far cosa? Per far sì che quello davanti possa fare manovra, stessa cosa anche io poi posso fare manovra, no? Bene, insomma, io parto, dato che la telecamera quella della retromarcia, ma io posso attivarla e averla sempre fissa, insomma, accendo il camion e vedo, perché io ovviamente avevo le tende, quindi non vedevo niente quello che mi succedeva attorno. Cosa faccio? Guardo la telecamera e vedo dietro un camion. Ma ragazzi, il camion, cioè, non è che era a 2-3 metri, no, era spiaccicato. Cioè, lasciamo perdere. La targa era di un paese a me vicino, ok? Chi corre per strada di questi camion con questa targa ne vedete tantissimi, ok? Però a parte sta roba qua non importa, perché metti che poteva essere anche un italiano, cioè adesso non per forza, però vabbè, non importa. Potevo scenderli e dirgli qualche parola in quella lingua lì. Insomma, morale della favola, io giustamente lascio perdere, cerco di evitare di fare cagnara, o comunque cerco, in italiano evito di litigare, ecco, diciamo, e niente, vado avanti e indietro, ho perso un quarto d'ora, dove ho anche rischiato magari quasi di andare a toccare col camion sul marciapiede. Cioè, un po' di rispetto, ragazzi, cioè, pensate un attimo al fatto che non fate agli altri quello che non volete venga fatto a voi stessi. Cioè, usate questa frase qua nella vostra vita. Se tutti la usassimo ci sarebbe un mondo migliore, e di questo ne sono sicuro. Purtroppo c'è tanto egoismo, nessuno pensa agli altri, tutti pensano a se stesso, e poi questi sono i risultati. Cioè, un quarto d'ora ho perso, dove